Un corpo senza vita è stato rinvenuto nel fiume Isonzo, apparterrebbe a un uomo di mezza età, forze dell'ordine sul posto assieme ai vigili del fuoco e i sanitari del 118. Sono l'ex compagno e un suo familiare gli indagati per l'omicidio di Vito Mezzalira, il postino triestino in pensione scomparso nel nulla da 5 anni dalla casa di Sagrado. Strappa di mano la tessera del bancomat a un cittadino straniero e fugge, ma viene subito individuato dalla polizia, arrestato un 30enne afghano a Trieste. Viaggiava a grande velocità sul raccordo autostradale Gorizia-Villesse, un 59enne campano è stato fermato dalla polizia, in auto aveva un grande arsenale. Domani la donata degli Alpini Vicenza in diretta su Tele4 fin dalle 7 del mattino, intanto anche le penne nere triestine si sono preparate alla sfilata. Torna Vetrine Animate il prossimo sabato pomeriggio a Trieste, un'occasione per ammirare il lavoro di artigiani locali nei negozi del centro della città. Terza vittoria in 3 gare della Pallacanestro Trieste con la Reale Mutua Torino, conquistando così la semifinale dei playoff promozione. Buonasera e ben ritrovati in una nuova edizione del telegiornale di Tele4. Il corpo di una persona è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 11 maggio, lungo il fiume Isonzo a Gorizia. È stato rinvenuto sotto la passerella di Stracis sul versante di Piedimonte. La scoperta è stata fatta nel primo pomeriggio e a farla sarebbe stato un ragazzo pakistano. È stato un ragazzo pakistano che ha allertato un'altra persona alla quale ha chiamato i soccorsi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, sanitari. Il corpo di un uomo, sembra di mezza età, con i capelli grigi, trovato quindi senza vita, trasportato dalla corrente del corso d'acqua. Sul posto anche l'autorità giudiziaria e il medico legale. La vittima è stata trovata riversa su degli scogli, la passerella ciclopedonale è stata momentaneamente chiusa al transito. Nelle scorse ore era stata segnalata anche la scomparsa, tra l'altro, di un cittadino tedesco di 44 anni nella zona di Bovec, lungo l'Isonzo in Slovenia, sulle cui tracce si erano attivati appunto anche i poliziotti d'oltre confine. Naturalmente maggiori informazioni su questo caso di cronaca nelle prossime ore. Un nuovo capitolo invece si apre nel caso della scomparsa dell'ex postino triestino Vito Mezzalira dalla sua abitazione di Sagrado. La compagna e un suo familiare sono indagati per omicidio. Laura Buccarella. Potrebbe essere stato ucciso il pensionato delle poste triestino Vito Mezzalira, scomparso nel nulla nell'estate del 2019 dalla sua casa di Poggio Terzarmata nel comune isontino di Sagrado. Gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati 2 persone, la compagna del 70enne, Mariuccia Orlando, anche lei triestina, e un suo familiare, il cui nome non è ancora emerso. Alle ipotesi di occultamento di cadavere e di truffa ai danni dello Stato si aggiunge ora quella di omicidio. Ieri i carabinieri sono tornati in Via Nuova per altri rilievi disposti dalla procura all'interno dell'abitazione della coppia, dopo che la perlustrazione con il georadar del campo retrostante, effettuata lo scorso 24 gennaio, non aveva dato risultati. Ad accompagnare i militari dell'Arma nel sopralluogo della casa, durato un paio d'ore, c'era anche la stessa Mariuccia Orlando, che già in precedenza aveva ricevuto l'avviso di garanzia per le altre ipotesi di occultamento di cadavere e truffa. Dalla scomparsa di Mezzalira, ormai quasi 5 anni fa, la donna ha sempre continuato a ritirarne la pensione, rivolgendosi però sempre a uffici diversi. Un comportamento che ha destato sospetti, insieme alle versioni discordanti rese alla sorella dell'uomo che vive a Mantova e che ha fatto infine scattare le indagini. Diplomato al Nautico a Trieste ed ex calciatore dilettante, Vito Mezzalira aveva lavorato per molti anni allo smistamento nell'ufficio di via Brigata Casale delle Poste Italiane e subito dopo la pensione nel 2014 era andato a vivere nella casetta a 2 piani al Civico 7 di Via Nuova nella frazione di Sagrado. La svolta nel giallo della sua scomparsa improvvisa potrebbe arrivare proprio dai nuovi rilievi effettuati ieri all'interno dell'abitazione. Ancora cronaca, un cittadino afghano è stato arrestato nella notte per una tentata rapina. Un tempestivo intervento della polizia ha permesso di rintracciare il rapinatore a poca distanza dal luogo della violenza.
Ha aspettato che il malcapitato si avvicinasse allo sportello del bancomat. A quel punto lo ha placcato alle spalle, gli ha strappato la tessera dalle mani e l'ha spinto a terra per guadagnare tempo e riuscire a scappare. La fuga però è durata poco. L'uomo, un afghano di 30 anni, è stato arrestato. Un'altra rapina è andata in scena a Trieste nella notte. Il teatro della violenza è Via Locchi. La vittima dell'episodio, anch'egli un cittadino straniero di 30 anni. Era sera tardi ieri quando l'uomo si è fermato a uno sportello bancomat per effettuare un prelievo, ma ancora prima di inserire la tessera nel circuito alle sue spalle è apparso il rapinatore. C'è stata una breve colluttazione tra i due, la vittima lottava per non lasciarsi sottrarre bancomat e portafogli. Nella foga dello scontro però il cittadino afghano è riuscito a strappare la tessera dalle mani del malcapitato. Infine, per garantirsi una via di fuga, il rapinatore ha spinto a terra l'uomo. La vittima è riuscita a comporre subito il numero per le emergenze e a chiamare i soccorsi. Tempestivamente sono arrivate le volanti. Gli agenti della Polizia di Stato hanno pattugliato tutta la zona intorno a Via Locchi. Prima dell'albeggiare i poliziotti erano già riusciti a trovare il trentenne afghano e arrestarlo. Con sé aveva ancora il bancomat rubato. La tessera è stata restituita al legittimo proprietario. Nel pomeriggio del 10 maggio, ieri, la Polizia di Stato di Trieste ha predisposto un ulteriore servizio di controllo straordinario del territorio nel centro della città, diretto dal commissario capo della Polizia di Stato, Sebastiano Maione, che ha interessato le principali piazze cittadine, tra cui Goldoni e le vie limitrofe, Piazza del Perugino e quelle limitrofe, Piazza Garibaldi e appunto quelle attorno. Nel corso del servizio sono state identificate 253 persone, di cui 102 stranieri, e sono stati controllati 94 veicoli, nonché 10 esercizi pubblici presenti nelle zone interessate appunto da questi controlli. Trasportava illegalmente armi dalla Slovenia lungo il raccordo autostradale Gorizia-Villesse. L'uomo, un 59enne campano, è stato però arrestato dalla polizia. Viaggiava con 6 fucili mitragliatori e 2 revolver con relativi caricatori e numerose munizioni, un vero e proprio arsenale nascosto nell'abitacolo e nel portabagagli dell'auto. Un 59enne residente in Campania è stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Gorizia a Villesse al termine di una folle corsa dal confine sloveno lungo il raccordo autostradale. L'arresto è avvenuto nel corso di un servizio di pattugliamento sulla fascia confinaria effettuato nell'ambito dei controlli rafforzati disposti dal questore del capoluogo isontino. Un equipaggio ha notato un'autovettura percorrere a forte velocità la rotonda di Sant'Andrea per poi imboccare con decisione il raccordo autostradale. Gli agenti si sono subito messi all'inseguimento dell'auto, che è stata notata dopo pochissimi minuti uscire dall'autostrada nel comune di Villesse per poi dirigersi verso il centro commerciale. Una volta raggiunto, il veicolo è stato sottoposto a un controllo nel corso del quale il conducente è apparso notevolmente agitato, insospettendo gli operatori di polizia che dalla perquisizione del mezzo hanno rinvenuto occultati nell'abitacolo e nel bagagliaio, come detto, 6 mitragliatori e 2 pistole con munizioni e caricatori. Il conducente è stato arrestato e portato al carcere di Gorizia a disposizione dell'autorità giudiziaria e le armi rinvenute sono state sottoposte a sequestro penale. Questa mattina i vigili del fuoco di Gorizia si sono attivati per un soccorso a un cane che si trovava con il suo padrone nel parco Piuma a Gorizia dopo aver oltrepassato un buco di una recinzione caduto nelle fredde acque del fiume Isonzo. I pompieri però, come si vede dalle immagini, sono riusciti a intervenire tempestivamente e a salvare la vita all'amico a 4 zampe. Il punto sul turismo con l'assessore comunale Giorgio Rossi, ospite a Sveglia Trieste. Vediamo. Abbiamo lavorato bene, abbiamo programmato e nel 2023 abbiamo ottenuto questo grande successo di 1.350.000 visite. Però io mi sono anche posto un limite, perché non è che possiamo qua arrivare a 2 milioni non c'è la ricettività, non ci sono gli alberghi ancora pronti per ricevere cosa, ma soprattutto bisogna tarare questo flusso e non superare certi limiti. Questo è stato il tema che abbiamo affrontato. La mia volontà è quella di non superare evidentemente certi numeri, perché sarebbero impraticabili, e di affrontare invece alcune questioni che stanno a cuore a tutti i cittadini, prima di tutto quello dei parcheggi. Avrò una riunione la prossima settimana con l'ingegner Bernetti perché voglio proporre alcune cose che riguardano sia soprattutto l'accoglienza
delle scolaresche, perché di scolaresche ne abbiamo veramente tantissime, quindi dobbiamo trovare non solo un'accoglienza da parte della città in generale, no? Ma anche e soprattutto spazio per vivere tranquillamente, e quindi questo è un problema. Poi c'è il problema indubbiamente delle crociere. Le crociere impegnano le rive, le crociere sono senz'altro qualcosa di positivo per l'economia della città, soprattutto del porto, ma anche l'attività crocieristica va regolamentata rispetto a quelle che sono le esigenze della città. E noi andiamo, diciamo così, a girare quella che è stata la boa di un percorso che nel 2024 è il suo picco, nel 2024 è l'anno in corso, con queste mostre che stiamo facendo, con i concetti che abbiamo nel bene e nel male portato qua a Trieste il 2 e il 9 giugno, e che alla fin fine sono di indicatori su quel limite massimo che noi possiamo in qualche modo, tra virgolette, diciamo così, sopportare e supportare. Incontro con il Movimento 5 Stelle questa mattina al locale CNULP di Trieste per parlare del reddito universale di base in vista delle europee. Il reddito di base universale è un obiettivo a lungo termine che il Movimento 5 Stelle ha messo nel programma per la corsa alle europee. Appuntamento questa mattina al CNULP di Trieste con la candidata Sabrina Pignedoli e il già presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. Iniziamo intanto con un reddito di cittadinanza europeo, significa uniformare tutti quanti gli strumenti di sostegno a chi è in disoccupazione e chi non ha un lavoro, perché sono le prime categorie da proteggere adesso che con l'aumentare dell'intelligenza artificiale all'interno del mondo del lavoro e della produzione si avrà sempre di più un'esclusione dei lavoratori prima che si creino i nuovi posti di lavoro che saranno però introdotti tra diversi anni. Dobbiamo ancora capire come si evolverà la situazione con questa nuova rivoluzione industriale, e siamo qui oggi per parlare e dare un'idea ai cittadini di Trieste su cosa porterà il movimento in Europa. È partito da Largo Barriera il tour dei rioni della nuova formazione civica Idea Giuliana per incontrare cittadini e ascoltare i loro bisogni. Teatro di fatti di cronaca, dagli annosi problemi di ordine pubblico in piazza Garibaldi ai recenti furti con spaccate nei locali, Largo Barriera è anche sede di progetti di sistemazione e rigenerazione urbana come quello per il mercato coperto o le zone pedonali come via Foschiatti. Parte proprio da questo rione la serie di incontri con i cittadini e le realtà locali di Idea Giuliana lungo tutta la città. I soci e coordinatori del neocostituito sodalizio civico si confrontano con i cittadini per ascoltare i suggerimenti e iniziare un dialogo con l'obiettivo di confrontarsi con le problematiche dei vari territori. Iniziamo dalla quinta circoscrizione, che è la circoscrizione più numerosa dal punto di vista di popolazione, dove ci sono ovviamente tante tipologie sia in ambito sociale, culturale e anche in ambito urbanistico. Ci sono tanti interventi che dobbiamo fare come amministrazione comunale, e quindi crediamo che questo sia un buon inizio per noi. Hanno aderito all'associazione già 6 consiglieri circoscrizionali: Giorgio Cecco della quinta, Edmondo Zanadel della prima, Riccardo Lipariti della terza, Vanessa Cason della quarta, Sabrina Polacco e Roberto Ferrarese della sesta. Il prossimo passaggio sarà di Idea Giuliana in sesta circoscrizione, andremo a vedere quelle che sono le problematiche, a iniziare dalla realizzazione o la ristrutturazione del cubone che è iniziata da qualche giorno, e poi un'attenzione particolare anche al piccolo commercio che sta attraversando una fase di criticità. I flussi di traffico di mezzi pesanti sulle autostrade della regione confermano le statistiche economiche e previsioni di rialzo del PIL per il 2024. Sentiamo l'analisi. Buone notizie per l'economia del Friuli Venezia Giulia sul fronte della crescita. Ce lo dice un indicatore che insieme alle statistiche economiche conferma il balzo in avanti. La nostra regione ha visto crescere il traffico di mezzi pesanti che ogni giorno percorre l'autostrada Venezia-Trieste e incrementare notevolmente anche i flussi sulla Udine-Tarvisio. Sull'autostrada Venezia-Trieste i flussi di traffico giornaliero dei TIR sono il doppio che sulla Udine-Tarvisio. Tuttavia, se il confronto lo facciamo rispetto al periodo pre-Covid, l'incremento degli autoarticolati lungo l'A23 è stato pari al doppio di quello registrato lungo l'A4.
E sebbene rappresenti un indicatore molto empirico, i flussi di traffico dei mezzi pesanti ci confermano quello che le statistiche economiche ci segnalano da tempo. Se l'aumento di tir sulle strade denota vivacità industriale, c'è però un importante effetto collaterale negativo rappresentato dall'inquinamento e da una soglia di rischio incidenti stradali molto elevata. Passando alle statistiche economiche, le previsioni per il 2024 danno il Friuli Venezia Giulia in crescita del più 0,67%, al nono posto a livello nazionale. Il nuovo triangolo industriale del paese si è spostato a est e il Friuli Venezia Giulia ne fa parte a pieno titolo. Sentiamo le voci degli alpini di Trieste che sono a Vicenza, appunto in vista della Dunata, la giornata clou della Dunata che domani Tele4 vi proporrà in diretta fin dalle 7 del mattino. E viva la Pobo, se questo è il motto Triesti, che la va di ben, che la va di mal, sempre allegri ma e passione, viva la Pobo. Questa 95esima adunata nazionale degli alpini e siamo con gli alpini di Trieste, mi sembra ovvio. Fulvio, vieni qua e presenta gli alpini che sono qui con noi. Gordon. Da amico degli alpini che ormai da oltre 20 anni frequento la sezione di Trieste, con me ci sono una selezione di giovani alpini che abbiamo cominciato già mercoledì per arrivare qui a Vicenza. C'è Ciro che è il coordinatore della protezione civile di Trieste, poi facciamo presentare. Io sono Dario, sono un membro della sezione non da tantissimi anni, però... Sei un ufficiale? Sì, sono un capitano. Capitano? Dove ha fatto il servizio? Io ho fatto il servizio, la prima nomina l'ho fatta al battaglione Alpini Feltre come sottotenente. Da Trieste ad Aosta, insomma è una cosa... È stata una bella faticata, no? Ma sì, il corso è duro, inutile dire di no, però bisogna anche dire che dà enormi soddisfazioni. Insomma. Meglio la roccia o il Carso? Ma meglio la roccia sicuramente, però anche è sul Carso che si impara ad andare sulla roccia, per dire la verità. Gli alpini sono stati fondamentali per la protezione civile, perché la protezione civile di fatto nasce il 6 maggio 1976 col terremoto in Friuli. Ecco, per voi cosa significa? Ma per noi vuol dire dedizione, adempimento di un dovere, collaborazione, fraternità insomma. Ma come protezione civile, se lei è responsabile, formazione, attenzione? Sì, ovviamente oggigiorno si basa tutto sulla formazione, corsi specifici, una volta si partiva un po' più così all'avventura, adesso invece bisogna fare formazione, sicurezza, è tutto un mondo abbastanza più evoluto rispetto a una volta, anche per garantire la sicurezza di chi va ad operare in questi scenari. E poi naturalmente, eccolo qua, guardali. Questi si chiamerebbero un po' i birocci, però, esatto. però insomma va bene così, ci sta anche questo. L'Associazione Nazionale dei Carabinieri Sezione di Trieste ha festeggiato i 100 anni dalla sua fondazione. Con la cerimonia dell'alzabandiera in Piazza Unità e una funzione religiosa nella chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo, l'Arma dei Carabinieri ha celebrato oggi a Trieste i 100 anni dalla fondazione della sezione locale dell'Associazione Nazionale. Poi la cerimonia in Piazza Unità alle 18, a cui ha fatto seguito l'esibizione della fanfara dei Carabinieri. La sezione è presente in città dal 1924 e conta 408 soci. Sì, sono Del Gaudio, carabiniere Del Gaudio, sono il segretario della sezione di Trieste. Noi tutti quelli dell'Associazione Nazionale Carabinieri è una grande emozione per arrivare a questo grande traguardo, perché 100 anni non è poco per una sezione che è stata istituita nel 1924 e 2024 facciamo i 100 anni. Ringraziamo tanto i nostri predecessori che ci hanno preceduto e quelli che verranno dopo, perché speriamo ancora che la sezione di Trieste vada ancora avanti altri 100 anni. La terza edizione di Vetrine Animate il prossimo sabato a Trieste. Eccolo qua. Abbiamo deciso di mettere in mostra nelle nostre vetrine artigiani di Trieste che non sempre hanno la possibilità di mostrare la capacità nel fare il loro lavoro. In questo pomeriggio del 18 di maggio, dalle 3:30 alle 6, potrete veramente vederli lavorare nelle varie vetrine.
Torna Vetrine Animate, l'iniziativa ideata da Confcommercio e sostenuta da Promoturismo FVG e il Comune di Trieste per valorizzare l'artigianato locale. Diversi punti vendita coinvolti fra abbigliamento, erboristeria, ottica, mobili e via dicendo. Sono più di 10, abbiamo deciso di tenere un numero contenuto in modo che uno possa in un pomeriggio visitarli tutti. Questo è l'obiettivo, poter vedere tutti i negozi e tutti gli artisti. Si può vedere l'artista lavorare, il prodotto finito e anche partecipare, ad esempio quando c'è la make-up artist puoi prendere appuntamento e farti fare un make-up professionale e quindi puoi anche partecipare durante gli eventi. Sì, una bella sinergia tra settori diversi, il commercio e l'artigianato artistico, un modo per promuoversi reciprocamente, ma anche un modo per far capire quanto siano importanti le vetrine anche per un contesto urbano, a maggior ragione quello di Trieste, che vede non solo i propri cittadini ma anche sempre più turisti passeggiare per le proprie strade. Sicuramente il centro storico è protagonista. Io devo dire che mi aspetto anche nel futuro che sempre più esercizi commerciali e artigiani aderiscano all'iniziativa e ci sia la possibilità di estendersi anche nelle zone decentrate della città, che comunque hanno delle loro caratteristiche di pregio anche architettonico, ma comunque anche di presenza commerciale importante, e anche a quelle zone noi pensiamo e vogliamo arrivare. A Trieste la grande festa subacquea inclusiva, gratuita e aperta a tutti nella piscina comunale di San Giovanni. L'evento, organizzato dagli amici del bunker e HSA Trieste, l'iniziativa è denominata Subacquea Zero Barriere e si rivolge a persone con disabilità pronte a tuffarsi nelle prove di immersione, snorkeling e nuoto per scoprire queste affascinanti attività. Rappresento l'HSA, che è una scuola subacquea che si riferisce particolarmente a persone con disabilità. Oggi ne abbiamo qui in piscina di San Giovanni più di 20 con disabilità varie che vanno dalla paraplegia alla non vedenza, alla mancanza di udito, e riusciamo a trasmettere loro questa attività che a differenza di quanto si possa supporre diventa tanto più facile quanto è la mancanza di peso in acqua, e quindi vengono praticamente facilitati. La cosa meravigliosa è che sembra che i beneficiari veri siano loro, di fatto lo siamo entrambi, perché quando si risale da qualche minuto sott'acqua noi abbiamo la possibilità di vedere queste persone con vari problemi, felici tanto da vederne le lacrime. E i beneficiari diciamo che sono sì loro, ma anche noi, perché proviamo una soddisfazione enorme nel poter essere utili nei confronti di queste persone. Ora una pausa pubblicitaria, torniamo fra poco, state con noi. Riviviamo i momenti salienti della terza vittoria della pallacanestro Trieste su Reale Mutuo Torino. Trieste parte con un vantaggio di 2-0 accumulato in trasferta, ma bisogna giocarla per passare il turno, per provare a approdare direttamente questa sera in semifinale promozione. C'è Justin Reyes, l'americano portoricano, palla Kennedy, che prova subito il tiro dai 4,5 metri e mette subito in caldo la mano. A 7 secondi da giocare, Brooks deve inventare qualcosa, il supporto del blocco di Vildera, la penetrazione centrale, la lacrima di Brooks, penetrazione centrale, Ruzier al ferro, canestro, Reyes riceve da Ruzier, si arresta, poi riparte, Superman Reyes a segno, 8-2, parziale lanciato, blocchi proprio per far uscire la guardia americana al suo anno da rookie in Italia, prova il tiro, lo segna. In penetrazione poi scarica Candussi, mezza ruota, fuori Brooks, il tiro a 3 punti. Velocizzare, se c'è un tiro aperto lo prendiamo, certo, ma certo che lo prendiamo. La tripla del baffo, Ruzier come una scheggia in contropiede fino in fondo, cost to cost, Michele Ruzier. Trieste 21, Torino 6, 15 punti di margine. Dall'altra parte con la formazione giallo-blu prova ad andare da Vencato, lo scambio con Poser, bella azione fra i due. Dai e vai di pregevole fattura, c'è pronto Ghirlanda, ma il pallone va fuori direttamente da Kuzinskina, prova la tripla, la segna, 29 Trieste, 21 Torino. Ghirlanda nell'angolo, gira bene il pallone, la formazione giallo-blu, ancora Schina in penetrazione, prova il tiro appoggiato al vetro
Ruzier sui playmaker. I due giocatori avversari fanno una gran difesa, ma Michele batte tutti e va fino in fondo. 7 secondi, Schina, palla in mano, va in penetrazione contro Brooks, prova centralmente a prendersi un tiro d'autorità. Schina fra Trieste e Torino. A metà gara Trieste conduce 47-43 contro Brooks. Prova a sfruttare il mismatch fisico, fade away di De Vico, sbaglia, rimbalzo di Brooks che poi perde il pallone. Thomas in qualche modo pareggia la sfida. De Angelis serve Brooks, la difesa di Torino però è competente. Thomas va ad alzare le mani, ma la parabola di Brooks è qualcosa di fantastico. 6 di margine ed è ancora Eli Brooks a indicare la strada in questa serie. Dall'altra parte Kennedy, l'inchiodata, Torino risponde. 59-60, Filloi da centrocampo prova la conclusione e segna Ariel Filloi, coniglio dal cilindro. Ultimi 5 minuti di gara, Vencato in penetrazione, sbaglia tutto, Ruzier in contropiede, c'è Brooks per l'appoggiata, la sbaglia, c'è Reyes a correggere a canestro, fatica mondiale a segnare per Trieste. Scambia ancora con il playmaker triestino, dentro per Poser, gran palla, schiaccione Bimane, va in penetrazione Vencato nell'angolo, Thomas occasionissima per la Reale Mutua che questa volta centra il bersaglio. 70-69, un solo punto di margine. Secondo bersaglio, 2 su 2 per Michele Ruzier. Il blocco a far uscire Filloi, non ce la fa Brooks, fallo su di lui immediato di Thomas, l'eroe di gara 1. A segno che questo, più 5 Trieste, 5 secondi da giocare. Poser trova Kennedy che probabilmente andrà a un tiro velocissimo, rovesciata, canestro, 1 secondo e 4 decimi, 74-71 più 3 Trieste, il pallone recuperato da Thomas che poi lo perde, ma poi arriva il fischio della sirena mentre il pallone rotola sulla linea di fondo. Trieste ha vinto, vince gara 3 74-71. È tutto dal telegiornale di Tele4 di questa sera, un grazie per averci seguito e una buona serata.